appuntamento con Lo Sapevo. Sentite questo applauso perché sono ritornate delle Pro Loco che una in particolare ha sempre partecipato, devo dire la verità, l'altra ritorna dopo anni, dopo la prima edizione avevano ancora un po' il dente avvelenato perché in finale hanno perso e quindi poi non si sono più voluti presentare, ma allora partiamo subito da loro, dalla Pro Loco di Povoletto, eccoli qua, capitanati da Paolo. Eccoci. Insomma, non è stata una bella esperienza, no. Eravate ancora al dente avvelenato, giusto? Sì, ci sono voluti un po' di anni per riprenderci e non ci siamo ancora ripresi, ma non abbiamo potuto... Avete fatto tutto il paese stasera qui in studio per riprovarci. No, avevate perso contro Dignano quella edizione in finale, quindi è stata un'esperienza anche a Villa Manin era la finale. Esattamente, sì. Quindi insomma non vi è andata giù. Nel frattempo Maiano ha vinto poi delle edizioni, no? Una, sì. Una, ha vinto loro, ecco, quindi sono loro l'altra Pro Loco di questa sera, che facciamo l'applauso alla Pro Loco di Maiano. Quindi voi siete tranquilli, contenti di tornare? Sì, per noi è sempre un piacere venire. E anche per noi è un piacere avervi qui in studio assieme alla nostra Serena Fogolini. Mandi Serena! Buonasera, mandi. La donna in rosso, pronta per i proverbi e le parole. Wayne Ross, pronte per i proverbi, pronte a tornare via di int che già si conosceva, a conoscere di news, o in rossa, anche con che di Paulette, che non si era in conosciuto, sperando di là in linea, di là in sintonia, che non si era bene anche con me, no? C'è visto? No. Speriamo di no. Va bene, siete pronti con le pulsantiere, poi parleremo di tutte le vostre iniziative, di quelli che sono i vostri progetti futuri, ma subito andiamo a vedere il primo cubo virtuale, quindi il primo argomento della serata. Partiamo da territorio, 15 secondi da 2-5 punti. Se tiro una riga dritta tra i paesi di Povoletto e Maiano, quali territori comandi di tocco? Coloredo Muruzzo Tavagnacco, Buia Areana Tarcento, Coloredo Pagnacco Areana Tricesimo, Pagnacco Tavagnacco Udine. Qui da capire che viaggi fate e capire se effettivamente è proprio questo. Daniele. L'abbiamo interpretata, non capivamo Non capivi la linea dritta. No. Però tra i tuoi viaggi trovi quei paesi. Sì. Quindi bravo perché acquistate i primi punti, invece il Povoletto si è perso. Ci abbiamo pensato troppo. Hai pensato troppo? Sì. Delle volte pensare troppo non fa bene. Male, sì. No, bisogna buttarsi. Vabbè, è andata così, non togliamo punti rispetto alla prima edizione. Quindi state tranquilli, siete ancora a 0. Almeno non abbiamo tolto punti. Andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale. Sport, chi sarà più sportivo tra i due capitani? Parliamo dell'Udinese, la prima maglia bianconera, la seconda è gialla, ma di che colore è la terza? Tutta bianca, gialla e blu, tutta nera o grigia? No, è grigia. È grigia, vedi che Daniele le sa tutte? Sì. Ti ricordavi? Sì. E invece qui con tutti sti uomini, qui nessuno si ricorda? Terza maglia non pervenuta. A Povoletto, non l'avete vista, non l'avete ancora vista, quindi vabbè. Andiamo avanti lo stesso, concentrati Paolo, perché vediamo il prossimo argomento nel nostro cubo virtuale. Enogastronomia. 15 secondi a 2-5 punti. Alla fine del 2021 in Friuli 19 soci hanno fondato un'insolita cooperativa agricola. Ma di cosa si occupa? Bravo. Lo sapevo io questo. Qua sveliamo un tuo interesse di questo tipo. C'è qualcuno anche a Povoletto, credo, per quello, no? Sì. E quindi questo non potevi non saperlo. Bravo. Bravo. Quindi con questi primi punti vediamo anzi com'è la situazione. Chiedo alla regia se è possibile vedere il punteggio. Maiano 6, Povoletto 4. Perché il punteggio viene stabilito sulla base della velocità in cui tu rispondi. Quindi sulla base della più veloce sei, più riesci a conquistare i punti. Questo è. Lo spiego a loro perché giustamente loro dalla prima edizione poi le cose sono cambiate, quindi è corretto dirlo, invece voi avete fatto praticamente tutte le edizioni e avete vissuto tutti i cambiamenti. Andiamo avanti e vediamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Cultura
struttura, qui abbiamo più tempo e più punti in palio, 30 secondi da 5 a 10 punti, 3 gradoni le tombe comuni. Quanti sono in tutte le salme che riposano nel sacrario di Re di Puglia? Oltre 100.000, 60.000... Neanche il tempo di dare le risposte. Bravo Daniele che ha dato subito la risposta e Serena va proprio nel dettaglio. Sì, esatto, tra le proposte sarà anche il numero 39.000 che però sono nome che sono in tai scalons, in tai gradons e riguardin che è stato screato dal 30 voto di banda di Mussolini e che sacrari tra le curiosità occhiatin la tomba anche dal duce Emanuele Filippo e Emanuele Filiberto, scusate, e in più anche queste tombe di Margherita Orlando che è la unica femmina seppellita in tal miece appunto di che quasi 100.000 di loro. Grazie Serena, brava per aver dato queste precisazioni. Andiamo avanti Paolo, pronto? Sì. Perché ci sono altri quiz, allora scopriamo subito il cubo virtuale. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Con quale titolo è conosciuta Maniago? Città dei fiori, dei coltelli, del mosaico o del vino? Bene. Ha capito che bisogna essere veloci Paolo per conquistare più punti ed è proprio così Serena. Esatto, questo è un crot che non podevis non savele, questa è una tradizione per da buon storica, la prima attestazione l'ha vinta nel 1453, quando il nobile Nicolò al fas praticamente viergi un canale dal Flum la Colvare e di lì si invia proprio questa tradizione dai faris che potete tornare a Biodi in tal museo di arte fabbrile e dalla coltelleria. Bene, bravo Paolo, adesso vediamo subito la situazione del punteggio a questo punto, perché ha preso mano, adesso è veloce, adesso è velocissimo. Quella pulsantiera. Maiano 16, Povoletto 9. Beh, veloce anche Daniele, cioè non c'è da fare. Quindi a questo punto, cara Serena, noi siamo pronti per far partire il primo proverbio di questa sera, il proverbio in friulano. E Povoletto è in svantaggio, quindi ha la possibilità di rispondere per prima. Vediamo. Iesi sentat tant che un è polente. Vi aiuterete naturalmente con la traduzione, ma poi dovete dirci che cosa si intende dire con questo proverbio. Se non riuscirai a dare la risposta esatta o comunque non adatta per Serena, Serena darà la parola alla proloco di Maiano. Ecco, non ti togliamo punti, ma se invece dai la risposta esatta hai 5 punti in tasca. Ok, mi consulto. Ti consulti, anzi andiamo in pubblicità così ti consulti meglio, si consulta anche la proloco di Maiano nel frattempo e noi ci rivediamo per il primo proverbio dopo, lo sapevo, tra poco. Inquadrate la proloco di Maiano e la proloco di Povoletto che ritorna dopo 6 anni qui, sembra caramba che sorpresa, invece lo sapevo, ritorna qui a Lo Sapevo e ritorna per insomma riscattare quella finale maledetta finale persa contro Dignano. Ma a parte questo vi siete concentrati durante la pubblicità? Sì. Quindi aspetta un attimo, rivediamo, perché il pubblico a casa vuole rivedere il proverbio, perché sono lì che pensano, anche a casa, Serena. Lo rivediamo e così hai ancora qualche secondo per pensarci, Paolo. Iesi sentat tant che un è polente. Paolo, dici che cosa si intende dire con questo proverbio? Allora, la polenta, quando viene rovesciata o strocchiade, bravo, bulo. Bulo? molla, si adagia, diciamo, no? Così, quello che, come dire, il paragone è della persona che si adagia, si crogiola sugli allori, su se stesso. Sì, ma quindi?
E dunque la persona, una volta che gli è sentata tanto polente, c'è fase? È sdravaccata, è molle, è priva di iniziativa? Sì, disin che tu sei giusto, anche va bene questa interpretazione, o se di no, che proprio te no, una volta finì di fare una roba, dopo non torna a inviarsi a fare gli altri, ma va bene anche questa interpretazione, esatto. 5 punti conquistati da Povoletto. Daniele, avresti detto anche tu così? Noi non sederci sugli allori, avremmo detto. Bene, bravo, tu avevi anche chiatato l'equivalente Quindi andava partagliano. bene? Sì, poteva sì. andare bene. Andava anche- bene, andava Però bene, insomma sì, sì. hanno risposto loro per primi. Va bene. E quindi 5 punti conquistati. Allora chiedo alla regia se possono farci vedere com'è adesso la situazione, il punteggio. Vedete come cambiano le cose. Maiano 16, Povoletto 14. Siete pronti con le vostre pulsantiere per ripartire Sì. con i quiz? Quindi andiamo subito a scoprire il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Territorio da 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale comune ha uno stemma con un elmo da cavaliere infilzato da 2 frecce? Muzzana del Turniano, Pozzuolo, Ronchi o Fogliano di Puglia? Muzzana. Adesso vorrei capire perché conosci lo stemma del comune di Muzzana, Paolo. Ma devo essere sincero perché c'è scritto sullo stemma. Bravo! Hai visto che gli occhiali tuoi funzionano? Vedi, tu non hai gli occhiali, lui l'ha visto E per non primo. vedo. Vabbè, a parte gli scherzi, cosa significa questo? Allora, questo stemma qui è Stemma. per un lavoro particolare perché si pea un avvenimento storico che è succeduto in tal 1514, ossia in plen periodi di guerre fra la Serenissima e gli imperiali che hanno conquistato Maran. A succede che di Muciane accoppino due delegati dai imperiali e dunque per svindicare avvenire passe 100 di loro, sono 193, 39 vie pegnota arrivano a schiampare, di che chi, proprio per dimostrazione che non bisogna togliere gli imperiali, avvigneranno che passa 56 di loro e urvigneranno di avanzi i voi, proprio mandando una freccia dal mezzo al voli e invece che i più giovani avvigneranno che passa tanti sclavi. E dunque proprio di questo accadimento, dice che era succeduta storia, si è voluto ricordarlo in testemme dal comune. Ecco, grazie Serena per queste curiosità. Hai capito? Sì. Daniele? Tanta roba. Brava sì, Serena, sì. perché studia tutto ed è sempre preparata. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento del quiz. Enogastronomia, parliamo di Malvasia. Vitigno diffuso sia in Istria che in Friuli, prende il nome da un fiore selvatico, un tipo di anfora, una città greca, una regina malvagia. No. E nemmeno quello, ma è una città greca. Il vino lo bevete e basta, non andate a cercare No, beviamo, di capire. ma cioè, la città esatto. greca non mi era mai... Però hai scoperto una cosa nuova, Paolo, anche tu? E ho ascoltato poco la mia squadra perché ho grandi esperti di vitigni e ma è la fretta. Perché avevi fretta di rispondere? Vedi, non devi avere fretta, bisogna anche un attimino... Cioè, hai tutto il paese lì, infatti. fate aiutare, no? Fate aiutare dal paese. Va bene, andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale. Prossimo argomento. E torniamo con lo sport e parliamo di un triestino, Giorgio Calza, che assunse fama mondiale negli anni 20 in quale di questi sport? Scherma, judo, pugilato, lotta? Del 1900-1970. No, era la lotta. Sullo sport non sono preparatissimi. La lotta a Trieste. Paolo, che succede? Non associavo la lotta a Trieste, invece... Io ho detto... E invece quella volta era così. Vabbè, andiamo avanti, così vediamo se siete più preparati nei prossimi argomenti, nel prossimo quiz.
Addirittura più punti, più tempo per pensarci. Parliamo dell'occhione, che è l'animale simbolico di quale area naturalistica? Foci dello Stella, Magredi, Isola della Cona o la foresta di Tarvisio? Non sono le foci dello Stella e nemmeno l'isola della Cona, ma i Magredi. Qua non abbiamo studiato, non occhio, abbiamo studiato. Paolo, che c'è? È male, tutti e due mi pare. Questi occhi. Vabbè, a questo punto direi di andare avanti perché qua dobbiamo capire a che punto siamo e andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Territorio. Qui parliamo dell'isola della Cona, che è una riserva naturale che si trova sulla foce di quale fiume? Stella, Timavo, Isonzo, Livenza. Ed è l'Isonzo. Che vite stasera con voi? Andiamo a vedere la situazione. Andiamo a vedere com'è la situazione delle nostre due Proloco in studio. Maiano 21, Povoleto 19, siamo lì. quindi comunque siete lì. No, non c'è il jolly, ma partiamo subito con gli sbustuttis, Serena. Queste qui. E quindi può partire anche la sigla del nostro gioco tra due lingue. Paolo, non spaventarti No. perché a te la scelta della busta, la 1 e la 2, perché qui c'è il gioco in friulano, ci sono le parole, le 10 parole famose, no? Quelle non sono cambiate, cioè cambiano di puntata in puntata, ma il gioco è Il gioco è rimasto. quello. Quale vuoi? Al numero 1, Bravissimo. Perché volevi la 2 tu? Sì. Cioè, ora si mettono anche d'accordo, dopo dicono... Vabbè, che cosa preferiresti, dall'italiano al friulano o dal friulano all'italiano? ma dal friulano all'italiano. Vedi andare dietro a Invece, loro. eh, Dall'italiano al friulano ma la non busta importa. 1. Quindi io le dico in italiano e tu in friulano. Sì, Ok Paolo, sei pronto? È un Sì. minuto di tempo, se sbagli si riparte dalla prima parola. ok. Quindi la prima parola è bottiglia, Bottiglie, bicchiere, tacce, tazzina, tacciute. no, bottiglia, Ok. Bottiglie, bicchiere, tacce, tazzina, chicchiere, coltello, cortese, forchetta, piron, cucchiaio, sedon, ciotola, specche, bottiglia, bottiglie, bicchiere, tacce, tazzina, chicchere, coltello, cortese, piron, forchetta, cucchiaio, sedon, ciotola, tirine, Quella è una terrina, No. la più grande. Dai, fai sculizione. Intala. Serena, non è che puoi dire scudiele, brocca, Dopo aiuti anche Maian, lui è pure. brocca, brocche. no, No. tempo scaduto, quindi sulla ciotola 7 su 10. La brocca era boccalette, Sì, è una boccalette. apri bottiglie, giave stropui e il tagliere, tair, obre o O la bre o taulir. taulir, sì. Paolo, 7 su 10 non è male. Va Beh, bene. dai, piena sufficienza. Modo che no. Cosa c'è? Noi la 2. Ma perché vuoi la 2? Che cos'ha la 2? Che tanto non sai cosa c'è dentro. Infatti. Sempre per aule di cucina, eh? Ah, ok. Dunque, Sempre ora stiamo cucina. sempre lì. Però, sei sicura? Sì, giusto? Sì. Dal friulano all'italiano, quindi sarò io a dirla in friulano e tu in italiano. Ti va bene? Sì, dillo bene. Capite? Adesso mi aiuta Dio anche Dio, lei. tal caso, Ma le noi puoi anche pure. leggere, eh? Ah, ok. Sì, infatti ti sono difficili, No. per me. Boh, proviamo, dai. Provin. Proviamo con la prima. Cogume, Caffettiera, mocca, bussulot, barattolo, sport, borsa, podine, mastella, bacinella, Sì. cop, Sì. mestolo, plere, un butto, salarin, saliera, passin, setaccio, bocion, bottiglione, guantiere. vassoio, Bravissimo. Super, 10 su super. 10.
Oh, ma non lo sapeva, Cioè, non è che la 2, cioè, perché adesso sembra che magari hai scelto la 2. Perché Sì. stavamo suggerendo, prendi la 1, per quello. Sì, no, ma sembra che, no, bravi, ma loro sono sempre stati bravi nel friulano, quindi è un loro punto di forza, devo dire la verità. Beh, Quindi- anche Paulette mi pare che hanno dimostrato di sì, conoscerli ma bene, loro no? sono allenati, diciamo, a forza di venire qua sono già più allenati rispetto a Povoletto. Dopo 6 edizioni hanno partecipato sempre, loro invece si sono messi in stand-by e si sono irrosiniti, no? Vediamo allora la situazione adesso, con i 10 punti conquistati da Maiano e i 7 di Povoletto. Allora, Maiano 31, Povoletto 26. Ma ci sono altri quiz, c'è un altro proverbio e poi ci sono altre parole in friulano, quindi piccola pausa per la pubblicità, poi ci ritroviamo, lo sapevo, tra poco. Eccoci qua, bentornati a Lo Sapevo con le Proloco in studio, la Proloco di Povoletto e la Proloco di Maiano. In questo momento è proprio la Proloco di Maiano in vantaggio di pochi punti, pochi. Sì. Quindi c'è ancora tutto da giocare, caro Paolo, hai tutto il paese dietro che ti supporta, E allora vediamo il cubo virtuale. Fate attenzione, pronti con il pulsantiere, vediamo l'argomento. Territorio. 15 secondi da 2 a 5 punti per gli sloveni, il valico di Skopje. Come è chiamato in Italia? Il valico di Basovizza, di Rabuiese, di Prebenico Fernetti. È Rabuiese. Ci passo ogni tanto. Ci passi ogni tanto tu? E invece Paolo no? Non ci passo. Tu sei sempre a tanto Povoletto, fermo lì, e quindi non è un sì. giro che fai? No, no. No, nessuno della tua squadra, zero? No. Mai sentito, dicono. Vabbè, l'hai sentito stasera così almeno. Ecco. Va bene, andiamo avanti allora, vediamo il prossimo cubo virtuale, vediamo se sentono quello che diciamo. Perché parliamo di enogastronomia, se avete mai sentito parlare delle trippe, piatto tipico della tradizione popolare, da dove si ricavano? Dall'intestino di bovino, dall'intestino di suino, dallo stomaco di bovino, dal diaframma. Perché tu sei, cos'è, un macellaio? Macellaio. Mamma, pesano il macellaio in squadra, capito? Cioè hanno portato tutto, tutti... Quindi si occupa prevalentemente di trippe, immagino, no? In questo periodo. In questo periodo. Sul serio, al macelleria Maiano? Dell'altro paese? A Feleta? Qua vicino anche. Ci passo anch'io, mai vista? Ah, e allora mi fermerò la prossima volta a questo punto, va bene? E allora mi fermerò. E invece voi niente, non avete macellaio? Noi le in tutto il paese? mangiamo, ma non le facciamo. Nessun macellaio in studio? No, solo No. le mangiate, va bene. E allora andiamo avanti e vediamo la prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Siamo allo sport. 15 secondi da 2 a 5 punti, l'atleta pordenonese Boafra Mitriveso, 16 anni, è campionessa italiana, allievi in 2 specialità. Quali? Lungo e triplo, bocce, boccette, 100-200 metri, alto e asta. Ma che bravo! Ma com'è possibile che mi sai anche sta risposta? Chi è un atleta adesso tra la squadra? Ho sentito prova, ma Prova. eravamo molto non il convinti. macellaio sto giro, Non il non è stato macellaio. lui. Va bene. No, anche lui. Va Sulle bene. trippe. Paolo invece per te... Noi speravamo nel loro errore e invece non E invece è l'ho data dritta. giusta? Vabbè, dai, questa non è una tattica buona, però, cioè, da tenere in considerazione, non so. Vabbè, proviamo ad andare avanti, Serena, vediamo se andrà meglio anche per Povoletto. Vediamo il prossimo cubo virtuale. Cultura, avete più tempo e più punti in palio. Come si chiamava l'enorme foresta che occupava anticamente gran parte della Bassa Friulana? Selva oscura, Silva lupanica. Bravo, bravo. Allora, Muzzana sta nella Bassa
sono luoghi che ti portano Esatto, bene. esatto. Non voglio sapere qual è il legame, ma voglio parlare invece della Silva Lupanica con la nostra Serena. Sì, calare quest bosc, pardabon, grando nonon, che chiappava tutta la plane furlane, che dopo si collegava col resto dal boscam, dalla pianura padana, e è documentate già in Virgilio e in Plinio il Vieli, e opodindisi che di queste dopo non resta quasi più inuie, perché con l'annessione, con l'invasione della Serenissima hanno prodotto il boscam per fare i navs, ma Occhiatin c'è calvanze a Muzzane, come che avete ben detto, a Chiarlins, un alc a Aquilè, dopo chiaste 11 strade. Brava Serena! Bravi anche i ragazzi di Povoletto, e abbiamo ancora un quiz, quindi andiamo subito a vedere il nostro cubo virtuale a che argomento ci porta. Ed è la sorpresa perché avete più tempo e più punti in palio, e si tratta di un personaggio, musicista classe 1983, ha da poco vinto il premio Hip Hop May a Faenza, di nome Faluca. Adoro Jack, di cui abbiamo anche un'immagine di un'intervista realizzata proprio a Telefriuli da, credo, Daniele Micheluz, eccolo qua. E bravo Paolo, sei riuscito a dare la risposta prima che le dessi io nella lettura, quindi anche la musica è uno dei tuoi... È stato a Povoletto ospite della Proloco, Ecco. quindi... Bene, noi non lo sapevamo, altrimenti non... Neanche non lo noi in sapevamo. realtà, ce lo siamo ricordato dopo. Molto bene, allora adesso chiederei alla regia di vedere la situazione delle due Proloco per capire chi avrà la possibilità di rispondere per primo al proverbio, quindi vediamo com'è la situazione. Povoletto 45, Maiano 44. Cioè, forse dovremmo andare ai rigori stasera. Potrebbe... Tirate i rigori bene voi, eventualmente, sì? Tu, Daniele? No. Zero. Quindi Abbiamo un gran portiere. Avete anche il portiere voi, perfetto. Allora, lanciamo, quindi Daniele sarai tu il primo a rispondere al proverbio, lo vediamo subito con la nostra Serena. Dunque, ovves di dimi, c'è che si intint quando si dice 100 agli euro e una al chiacciador. Ecco, può naturalmente prepararsi anche il Povoletto nell'eventualità che Maiano non riesca a dare la risposta corretta o la risposta che vuole Serena Fogolini, perché è così. Quindi voi vi consultate durante la pubblicità, lo stesso farà Paolo con la sua squadra, piccola pausa e poi ritorneremo qui col proverbio, altre parole friulane, e poi naturalmente daremo la parola ai nostri Proloco per parlare delle loro iniziative, dei progetti e di quello che è stato fatto fino ad ora dalle nostre Proloco. A tra poco, lo sapevo. Con in sfida le Proloco di Maiano e Povoletto, e in questo momento è la Proloco di Povoletto per un punto in vantaggio. Facciamo un applauso alla Proloco di Povoletto, a tutto il paese qui riunito per questa occasione. Bravo Paolo, perché insomma siete tornati e state facendo una bella figura, oltre ad essere tutti belli, siete anche belli da vedere, anche voi, adesso non ingelosite, ma era da anni che non li vedevo. Allora, abbiamo lanciato un proverbio e sarà Daniele il primo a rispondere, o comunque la Proloco di Maiano, ma lo rivediamo in grafica, Serena. Sicuro, lo tornin anche a lei. Cent agli euro e une al chiacciador. Ecco che Daniele si consulta col macellaio. Sì, la prima volta che sbagli sei fregato. Cioè, sono andati bene 100 volte, l'unica che ti va male sei fregato. Allora, vedo che prima tu mi hai fatto un equivalente partagliano. Arriveresti tu a chiatarlo anche perché sproverbi? Vedi, adesso ti mette in difficoltà. Boh, qui numers a ti ven, no? Coi numers?
Numas. Sì, ha senso, 100 100 volte ti va bene e una ti va male. L'ha detto in friulano però. Sì, 100 volte ti va bene e una ti va male. Ma tu volevi un proverbio A lei un proverbio similare? per tagliare, che lei compagna, perché lei 101 da... 100 giorni da leone e una da... Lui è l'invertito, Non sta chiedere roba in più, che mi li metti in tilt, Serena. Dai, col suggerimento arriva anche che non sono un cendis di leone, ma sono un cendis di... Dice? Gloria? No. Fiore? E un di leone. Per tagliare le chel, no? Ok, va bene. Sì. Vabbè, va bene o no? Duca sì, va bene, volavi da me, io disse, arrivava dritto, ma ormai giro non è arrivato dritto. A lei entra dentro dal meccanismo dal furlano e come non arriva più a tornare in tal tagliano. 5 punti conquistati da Maiano. E allora siamo pronti per le altre 10 parole, caro Paolo, quindi può partire la sigla tra 2 lingue e io mi avvicino alle buste. Allora, la 3 o la 4? La 3. Perché la 3? Una perfezione, no? 3. Il numero perfetto, dici? Sei sicuro di questo? No, però... Va bene. Allora, tu preferiresti... È sempre quelle, ma... Dal friulano preferiresti? sì. Invece è caro. No. Vedi, sapevo io. È dall'italiano al friulano. E qui parliamo di paesi, no? Esatto, e è toponomastica, due paesi o località con la C e sono un tic difficilutis. Ecco. Difficilutis. Allora, partiamo con la prima parola in italiano, che dirò io, e tu in friulano, Paolo. La busta 3, Cividale. Cividato. Capriva. Caprive. Cuccana. Cucane. Colle. Quei. No? Cividale. Cividat. Capriva. Caprive. Cuccana. Cucane. Colle. Un sol. Quel. Cavasso nuovo. Chiavac. Gnuv. No. No. Cividale. Cividat. Capriva. Caprive. Cuccana. Cucane. Quel. Colle. Cavasso nuovo. Cavas. Gnuv. Sì o no? Cavas Gnuv. Sì? Sì. Devi Sì, dirmi dai, sì. va Creppi? bene. Le chiavasse. Chiavas Gnuv. Creppi. Non ho Crep. sentito creppi, mi dispiace. Creps. No, Cividale. Cividat. Capriva. Caprive. Cuccana. Cucane. Colle. Quel. Cavasso nuovo. Chiavas Gnuv. Va bene. Cavasso, la diamo per buona o no? Perché, Sì, dalle perché prima ha pur detto per buona. Chiavas. Ok. Chiavasse. Allora, 5 su 10, ma creppi e crepe? Alle crepe nelle località peggiore Cloud. Ah. Sono difficili, sì. Poi c'era Clauzetto, Clauset, Ciago, Chat, Cavrer, Ciavrar, Chiavrar. Chiusa vecchia, scluse vecchie. A tor perduto il Lei che fa Friul. sti giri, non io. A tor perduto il Friul, ma no, d'ogni di Paolette, No, clare. giusto. 5 punti per Povoletto. E adesso la busta numero 4 è per te, Daniele. Ok. Rimane questa. Quindi anche lui paesi? Sì. Sì. E anche lui difficili. Con la C? Sempre con la C. Sempre con la C. Paolo, concentrati. Anche tu. Dal friulano all'italiano. Io in friulano e tu in italiano. Partiamo dalla prima, che è Comelians. Comelians. Chiarpat. Carpacco. Chiaurià. Caporiacco. Coronis. Corona. Comelians. Comelians. Chiarpat. Carpacco. Chiaurià. Caporiacco. Coronis. Corone. Comelians. Comelians. Chiarpat. Pacco. Caporiacco. Chiaurià. Coronis. Coronis. Queste plane. Costa Piana.
Curnin, Cornino, Cook, Cucco, Cistilir, Castellerio, Ciupice, Zompicchia, Sarset, Ceresetto. Bulos. sono bravi. Ja, credevi io di Freia, Sono invece per da allenatissimi buon Bulos. Sul c'è il Friulano macellaio. sono allenati e devo dire E bravi. avevano a tor per tutto il Friuli e conoscono in queste località. Sì, ce n'era un paio veramente difficili. Difficili, però siete stati bravi. Allora, adesso è arrivato il momento di parlare delle vostre iniziative, ci avete mandato un po' di foto e io partirei proprio da Povoletto e non sarà Paolo questa volta a parlare, ma sarà il signor Francesco, giusto? Ci racconterà un po' di quelle che sono le iniziative e anche ci racconta le foto che vediamo tra poco di Povoletto che fanno riferimento a una vostra festa, una vostra manifestazione, dico bene? Sì, la Proloco nasce circa nei primi anni 70, ma già su una storia di una festa religiosa di più di 250 anni. Ecco, era una festa legata alla Madonna della Cintura e diciamo negli anni 70 erano già anni in cui il paese organizzava, diciamo, oltre che l'aspetto religioso, che era di pertinente di pertinenza, chiamiamo così, del parroco, e organizzava già altre manifestazioni come ad esempio tutte le varie luminari. Era famosa a suo tempo, difatti veniva chiamata anche la festa dei Lusors e dei Polès, la quarta d'Avosa, la quarta domenica di agosto. Diciamo che agli inizi degli anni 70 un comitato di persone guidata dal nonno di due rappresentanti anche del gruppo di questa sera hanno fondato la Proloco, che è una tra le prime, insomma, realtà. Hanno cominciato a espandere, a lavorare per portare avanti il nome del paese. A quei tempi era abbastanza comune avere dei grandi cantanti per le serate, c'era un po' si cercava di contrastare il festival sul Natisone di Cividale, quindi c'era un po' di in quel rivalità. periodo. Sì, diciamo che questo poi è continuato in questi anni. E quindi le foto che stiamo vedendo fanno questa che riferimento state vedendo è proprio la festa di quest'anno, insomma, no? Che sicuramente quest'anno il clima ha aiutato, perché uno dei problemi delle feste del paese sono anche Quindi siete riusciti a festeggiare e questa è la festa clou del paese. Sì, questo è diciamo, il momento un po' di maggiore aggregazione, perché poi la Proloco è impegnata anche nelle altre di supporto o di altre organizzazioni, insomma, di altre manifestazioni che si tengono durante il corso dell'anno. Avete in programma adesso altri eventi? Non so, lo chiedo anche a Paolo, oltre che a Francesco. Chiediamo anche a Paolo, che è proprio Ma adesso prossimamente nel mese di novembre ci sarà la festa del patrono, e anche se non ci sono festeggiamenti, come dire, incredibili, però insomma ci teniamo a onorare San Clemente. Ecco. E poi naturalmente siete in appoggio alle altre associazioni per tutte le altre iniziative del territorio, questa è una cosa importante. Complimenti alla Proloco di Povoletto. Maiano, ormai conosciamo il festival di Maiano, è andato benissimo anche quest'anno. Sì. Quindi vediamo grazie un po' di al tempo, foto. come diceva. Il caldo, le temperature. Molto importante ovviamente l'aspetto del clima, del tempo, quindi anche il festival è andato bene. Mi piaceva ascoltare effettivamente anche noi, la nostra Proloco, una cosa che non abbiamo detto magari le altre volte, che è nata anche essa negli anni 50, non come Proloco ma come comitato del parroco, e poi in quegli anni lì non si poteva ballare, quindi
diciamo, i predecessori nostri si sono riuniti, hanno creato la Pro Loco nel 1960, e poi da lì si è subito partiti con i grossi concerti, anche noi. Appunto c'era il Festival di Cividale che insieme al Festival di Maiano erano due antagonisti. Quella volta. Ah, non lo sapevo io. Il primo ospite del festival è stata Nila Pizzi. Ma dai. Solitamente arrivavano sempre i vincitori del Festival di Sanremo a Maiano. Bellissimo. Che Abbiamo anni mantenuto. C'è stato Domenico Modugno, Nila Pizzi, Lucio Dalla. Abbiamo avuto veramente l'onore di ospitare tantissimi gruppi. E tuttora anche quest'anno, insomma, abbiamo fatto vediamo quelli Caparezza, più recenti. Sì, Ecco. più recenti, e siamo riusciti a portare un gran numero di persone, insomma, al festival quest'anno, quindi siamo molto soddisfatti. C'è stato un precedente, un pre-festival che abbiamo fatto al Castello di Susanne, Sì, bello anche quello. ti ricordi che Sì, l'avevamo annunciato proprio qua l'anno scorso. Con Bob Sinclair. Abbiamo fatto Bob Sinclair al Castello e lo ripeteremo, insomma, Sì. non Bob Sinclair, stiamo cercando l'ospite giusto, però il 2 giugno vorremmo tornare a rifare questa iniziativa. Quindi la data è assicurata, 2 giugno. Sì. 2 giugno è la data Sì, ci siamo quasi anche col nome. pre-festival. Vi siete quasi anche col nome, quindi Sì, ce lo sì, direte alle prossime puntate eventualmente. E invece le iniziative prossime, oltre al festival? Iniziative prossime, abbiamo appena fatto per la prima volta Halloween in piazza, e per cui è stata una prima, bene, anche questa iniziativa. Poi a Natale solitamente per i più piccoli facciamo il Babbo Natale e quant'altro, insomma queste sono le prossime proprio. Benissimo. C'era il tuo collega dietro che rideva, squarciagola, rideva così, si teneva, ma perché stava per cadere in diretta, prima, dobbiamo dirlo, no? L'abbiamo salvato in corso, è stato simpaticissimo questo momento da Paperissima, però insomma siete simpatici anche voi e belli, poi mi fa piacere avervi perché poi siete ricchi di iniziative, di energia, e portate sempre delle cose molto interessanti. Quindi bravi. Allora, dobbiamo vedere chi ha vinto questa puntata. Non c'è l'ultima domanda che ribalta il risultato? 100 punti. La domanda da 100 punti quest'anno non c'è. No. Questi erano tutti i quiz, ma c'è ripescaggio. Voi dovete sapere che c'è ripescaggio. Tanti sono riusciti ad arrivare in finale anche grazie al ripescaggio. Mi pare anche l'anno scorso, non vorrei fare confusione, ma insomma il ripescaggio ha funzionato per diverse Pro Loco che hanno partecipato nella prima fase e non ce l'hanno fatta. Quindi vediamo com'è la situazione questa sera, chi andrà avanti nelle gare di Lo Sapevo e chi invece punterà tutto sul ripescaggio. Povoletto 50, Maiano 59 per 9 punti. Quindi Maiano ritorna in studio a Lo Sapevo, invece la Pro Loco di Povoletto, andate sulla pagina Facebook di Lo Sapevo, vi fate votare, c'è la vostra foto. E cercate in paese di farvi... Ripescateci. Ecco, vuoi fare ecco, già che ci sei, che sei così bellino di rosso col maglioncino, in versione Natale, con alla telecamera, un appello a tutti e a tutto il paese. Allora, guardate tutti i miei compagni, i miei compaesani, se non ci ripescate non verranno fatti entrare a casa, quindi mettetevi una mano sulla coscienza e votate per Povoletto. Bravo, così mi piace. Grazie ai ragazzi di Povoletto, grazie a Maiano, ritornerete magari più numerosi, porta anche tuo figlio la prossima puntata, che è così carino, simpatico, che insomma ormai lo conosciamo, la mascotte di Maiano. Io ringrazio Serena, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia, ci vediamo alle prossime puntate. Ma sicuro, non puoi smanchiare. E io ringrazio la mia regia questa sera, Francesco Snidero, Simone Caramaschi e Paolo Bassi. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!